Un filo di fumo è la rassegna che durerà 3 giorni a Porto Empedocle presso l'ex scalo ferroviario, dal 24 al 26, dove si parlerà di Andrea Camilleri anche in onore ai suoi 100 anni dalla nascita. Tante iniziative con tantissimi ospiti qualificati. Sì, saranno 3 giorni dedicati ad Andrea Camilleri, ricompresi fra gli eventi del centenario di Andrea Camilleri. 3 giorni intensi, dedicati allo scrittore, iscritti dentro il progetto del Parco Letterario Camilleri che si è istituito a Porto Empedocle. Il primo giorno, tra gli altri ospiti, avremo Marino Sinibaldi, Mimmo Macaluso, Sergio Scandura, Nello Scavo, appena tornato da Gerusalemme. E il secondo giorno sarà dedicato ai libri, quindi avremo Carlo Romeo, Rosa Maria Aquino della redazione di Report, Andrea Carnì. E infine la domenica. La domenica 26 sarà suddivisa in due parti, la mattina e il pomeriggio. Alla mattina presenteremo la mostra fotografica di Aldo Alessandro, le fotografie saranno esposte al pubblico e sarà anche proiettato un film di Tano Siracusa dal titolo A Porto Empedocle, un film molto intenso su Porto Empedocle come era e com'è. Nel pomeriggio abbiamo uno spazio dedicato al Ministero della Cultura, gestito direttamente dal Ministero della Cultura sul Premio del Paesaggio Europeo. Seguirà la presentazione del Parco Letterario Andrea Camilleri, chiuderà Maurizio Iacono con un suo intervento conclusivo. Ricordiamo che questo è il primo appuntamento, l'esordio del Parco Letterario dedicato ad Andrea Camilleri. È un progetto al quale crediamo molto, destinato a durare. Ci accompagna il Fondo Camilleri, la famiglia Camilleri, per un progetto che riteniamo sia indispensabile per ritrovare nelle pagine di Camilleri il nostro paese, le nostre storie, i nostri modi, ma anche le nostre ricette, il nostro modo di parlare. E credo sia un passaggio molto importante da offrire in particolare agli studenti e a coloro che avranno la possibilità di studiare, riconoscere il paesaggio e mostrarlo agli altri.